Amici di Scratch, insomma, sono passate 2 settimane, già io sentivo la vostra mancanza, un po' meno quella della Ilenia Lazzaro, che anche oggi è qui. Ciao Ilenia! Buonasera a tutti. Non sei stufo di andare in giro? No. Hai visto il mio look nuovo? Terrificante, tipo Padrino. Come terrificante? Stile Padrino. Ma perché è terrificante? Tutti mi dicono che sto bene, poi voglio metterli voi. Assomiglia a un cantante, ma non mi ricordo chi. Quando mi viene in mente te lo dico. Il cantante, io pensavo, il Padrino mi piace di più, No, tipo, sai, quegli attori che mi piacciono, tipo Robert De Niro. No, Pensavo, De Niro. no, neanche. De Niro forse non è Beh, neanche il comunque, naso. mettiamo i voti, Ilenia, se piace alla gente, è vero, mettiamo un hashtag, come si può... No, facciamo un sondaggio, un sondaggio. Su Facebook, dai. Allora, io veramente, sai, l'ho fatto perché mi sto a preparare il cappottino quest'inverno. Sai, ciclocross. E allora, a proposito di ciclocross, come va con Asiago? Bene, stiamo mettendo nella pagina di Facebook tutte le aziende che stanno aderendo man mano. Quindi... E cosa succederà? Tante aziende o tanti premi? Tanti premi, sì, stiamo Perché cercando qua di abbiamo raccogliere. una squadra, il Team Macro, che la sto corteggiando perché vengono a correre, sì. Qua abbiamo Deborah Soligo, che io me la ricordo piccinina, con queste orecchiette. Deborah, ma le orecchiette le hai sempre? Sempre sul casco. Sempre sul casco. Io mi ricordo che era proprio piccolissima e oggi sei già mamma di famiglia. Esatto. Però la passione non l'hai perduta. Eh no, quest'inverno ricomincio col ciclocross. Esatto. Ma del Team Macro che adesso presentiamo, qualcuno verrà a fare la gara di Asiago, se no vi caccio, Io Bisogna sicuramente, convincere. non so se altri. Beh, io so che voi siete reduci da qualcosa di importante, perché a Lavarone, dove sei stata tu questo fine settimana, c'è stata una manifestazione importante pochi giorni fa. C'è stata la Transalp. E loro mi pare che siano la prima squadra italiana. Intanto ne parlo volentieri con Marco Serventi, che è il presidente del Team Macro, arrivati della loro categoria. nella loro categoria, terzi. Beh, E superando anche squadre che, diciamo, come organizzazione, come mi hanno fatto presente sia Daniele che Alessandro, non avevano niente da invidiare alle più rinomate squadre del Quindi del dobbiamo assolutamente ringraziare e fare un complimento a Daniele Zonta e Alessandro Alberton, bravissimi. Però i miei ringraziamenti di cuore vanno a Martina Fidanza, perché è campione mondiale sullo scratch, inseguendo a squadre la Consonni, Fidanza, Guazzini e Paternoster, che io la ricordo sempre ai campionati italiani di Bassano del Grappa. Quindi Bassano del Grappa è un velodromo che ha insegnato molto ad andare in pista. Nell'Omnium Letizia Paternoster, l'americana Consonni Paternoster, inseguimento individuale nell'argento Paternoster, bronzo Elena Pierrone e la corsa a punti bronzo Chiara Consonni. Le donne hanno vinto tutto Insomma, quello che ragazzi, si ma poteva dove vincere. andiamo? Terza nazione. Assolutamente sì, beh, la squadra junior femminile di Dino Salvoldi è una delle squadre più forti anche in ambito strada, non solo pista. Allora, fammi capire, Elenia, tu che sei un Ma po' dobbiamo dire che hanno fatto bene anche gli uomini, molto Sì. bene anche i maschi. C'è un po' un abisso. C'è un po' un abisso tra le Ecco, donne e gli uomini. Allora, questo sì. siccome vorrei capire che tante volte dico che noi nella nostra cultura non andiamo bene con la pista, con la multidisciplina, come mai le donne riescono a temperare ed essere ai vertici mondiali? Perché è una riconferma dall'europeo questo, voglio dire, non è che si stanno scoprendo le carte. Poi dopo, oltretutto, mi pare che abbiano fatto con 4:21:55 nel Hanno record del mondo. addirittura il record del mondo e hanno doppiato il tempo che avevano fatto l'anno scorso. Cioè, voglio Ce dire, le avrebbero doppiate. come se mai non loro avessero corso contro vanno di e loro. altri no? Eppure le condizioni sono quelle per chiunque. Allora, la scuola di femminile, che ormai fa capo a Dino Salvoldi da praticamente 20 anni, perché c'era Dino sì. quando correvo io, quindi tantissimi anni, è sempre stata, diciamo, un bacino di atlete di altissimo livello, fin dalle categorie juniores. Non a caso si sono vinti tantissimi mondiali con le junior e molte junior vincenti poi le abbiamo trovate anche tra le elite. Diciamo che la donna è sempre stata portata alla multidisciplina fin dall'inizio, perché le donne elite su strada o le donne junior hanno poche gare. Sì. Quindi cosa fanno? Fanno pista, fanno mountain bike, fanno ciclocross. L'uomo è già diverso, perché l'uomo già da dilettante, adesso quante polemiche ci sono questi dilettanti che partono in 200 e arrivano in 30, ma perché? Perché ci sono 35 gare alla settimana, sti ragazzi non sono delle macchine, arrivano in agosto che sono finiti. Le donne non è così, c'è una gara ogni tanto e adesso il calendario, diciamo, è insomma buono anche in ambito nazionale, ma ci sono stati degli anni bui dove in Italia c'erano 10 gare. Se tu fai 10 gare
solo su strada, poi comunque devi trovare qualcos'altro da fare. Paghi pegno, sì. Esatto. Poi diciamo che negli uomini, insomma, le valchirie, le muse ispiratrici sono la strada, mi viene in mente Elia Viviani. Anche se tanti poi perdono magari la possibilità di fare la strada, mi viene in mente Malacarne che ritornerà nel cross quest'anno, quindi alla fine è una ruota che gira. Noi l'abbiamo detto qualche anno fa. Avevamo detto qualche anno fa, peccato che poi siamo sempre, è vero. cioè ci ascoltano tardi. Però Marco, poi alla fine tu che sei un presidente del team macro, perché vi siete buttati sulle ruote grasse, sulle mountain bike, sul ciclocross quest'anno? È più semplice, è meno oneroso, dà più soddisfazioni? Beh, diciamo che storicamente il team macro è stata una società delle ruote grasse. Infatti l'anno prossimo raggiungeremo un importante traguardo che sono i 30 anni di attività organizzativa appunto nel settore delle ruote grasse, mountain bike soprattutto. Abbiamo una squadra che appunto partecipa a tutte le principali manifestazioni, abbiamo anche ragazzi che corrono su strada, abbiamo parecchi che partecipano sempre come amatori ai principali circuiti, la Le Challenge, il Maglia Nera Pinarello, certo, e altri gran fondo di rilievo della zona. E questi due vecchietti invece come ve la giocate, Daniele Zonta? Insomma, tu dici che tu stiri la volata a lui o lui che ti fa da ciucciarruote, com'è la storia? No, diciamo che è lui il capitano, io praticamente lo seguo perché lui è più forte di me, però comunque in tutti e due ci siamo compensati, insomma. E che esperienza è stata questa qua che avete appena, come si chiamava? Transalp. La Transalp, c'è già un nome, mi viene in mente il Trans Europa Express. È stata un'esperienza bellissima, cioè alzarsi ogni giorno e ripartire è stata una cosa bellissima. Allarga un po' le vedute, vero Daniele, quando si fanno queste gare? Si parla di Europa, un'Europa che è discriminata molto, no? Però quando la Transalpi mi pare che disegna parte della Mitteleuropa, quindi cambiate anche mentalità. Di solito si parte o dalla Germania o dall'Austria, si attraversano le Alpi e si arriva dal Garda. È un'esperienza unica perché comunque si ha contatto con gente di altre nazionalità, con altre vedute, è un'esperienza che va fatta per un biker, almeno una volta nella vita. Sì, ma io direi anche per diciamo, una popolazione civile, Ilenia, perché non ci sono uno contro l'altro, no? In questo momento qua poi stiamo veramente vivendo in un oblio dove pare che tutti i nemici siano soltanto quelli di colore, stiamo andando fuori di testa. Amicizia anche con i propri avversari, e quindi si saluta, si festeggia insieme. Quindi... È rilassante. Beh, quello non direi, perché comunque... No, rilassante spiritualmente, poi è chiaro che avete fatto un tombino esagerato. Perché 7 giorni da gestire sono tanti, soprattutto a livello psicologico bisogna essere convinti e determinati, perché ci sono dei momenti in cui si avrebbe voglia di mollare, ma bisogna tenere duro e affrontare dei momenti di difficoltà con certa... Bene, io sono contento per Nadir Colledani, torniamo sempre sulle ruote grasse, che in Val di Sole a Malè ha fatto brillare gli occhi. Bellissima e non soltanto. Di Nadir. Tu non... È anche una riconferma. Sì, bisogna dire bravo anche a Paolo Mei che insieme anche a Martino Fruete, hanno fatto un bel commento. Anche là, Nadir Colledani non era una sorpresa quando cominciava a vincere anche 2 anni fa. No, quest'anno però ha fatto salto di qualità sicuramente, si è dedicato molto bene al mountain bike, ha dimostrato non solo con il secondo posto in Coppa del Mondo alla fine della classifica finale, che vuol dire la continuità, e secondo me insomma potrà fare bene anche al mondiale perché manca veramente poco, come ha fatto bene anche la Berta, insomma ci sono degli atleti che stanno andando bene, Luca Braidot sta andando bene, ci sono degli altri che hanno avuto dei cali, ma insomma va da stagione a stagione, ma sicuramente quest'anno è stata la stagione di Nadir. Ecco, tornando sempre sulle ruote grasse, tu hai avuto un fine settimana intenso ed è stato proprio a Lavarone per il Tri-Week, anche là, insomma, voglio dire, mountain bike, il triathlon, insomma, il nuoto, sta cominciando ad affascinare. Sì, c'era tanta gente sia sabato che domenica. Ecco, lanciamo questa clip, se non ti dispiace. Lanciamo la clip dal Tri-Week di Lavarone. Ecco, immagini sono doppie immagini, una è di... Marco Gober e l'altra della produzione. Ah, bellissima immagine, andiamo a vedere perché era una bella copertina, poi c'era anche lei che correva. Io ci avrei il pizzo, però.
Con le immagini siamo in Trentino e nello specifico Alpe Cimbra Lavarone per il Tri-Week, un weekend totalmente dedicato al mondo del triathlon. Nella sintesi di oggi, grazie alle immagini di Marco Gober, andremo a scoprire la giornata del sabato, vale a dire quella dedicata all'off-road, ma vi ricordo la settimana prossima su Scratch anche la gara di domenica, vale a dire il triathlon olimpico su strada, che valeva anche quale campionato provinciale trentino appunto di specialità. Partiti gli atleti, sono circa 220 i bikers triatleti che hanno partecipato appunto alle 2 gare off-road, lo sprint di 750 metri nel bellissimo lago di Lavarone, vi ricordo anche bandiera blu, quindi 15 km di mountain bike e 5 km di corsa trail, corsa in montagna. K33 invece per la prova nazionale, valevole anche quale circuito nazionale di triathlon cross, con 1000 metri di nuoto appunto in acque libere, 25 km di mountain bike e 7 km di corsa in montagna. Una gara che ogni anno cresce nei numeri e nella qualità dei partecipanti, quest'anno al via come lo scorso anno tra l'altro una formazione della federazione triathlon, vale a dire alcuni ragazzi reduci dai campionati europei di triathlon cross, tra cui lo ricordiamo anche i vari successi che la nazionale di triathlon sta portando a casa in questa stagione, non solo con Marcello Ugazio ma anche ad esempio con Marta Mendito. Detto questo, le immagini sono nella prova sprint con la gara donne che ha visto già dalle prime bracciate Sara Moretti, la junior del TD Rimini, uscire molto bene dall'acqua, dietro tutte le altre ad inseguire, con Daniela Locarno che è stata una grandissima delle lunghe distanze, rientrata da poco nei campi gara uomini invece con Franco Pesavento che deve vedersela sicuramente con i quotati Filippo Prandella, l'azzurro tra l'altro ospite anche qui a Lavarone con la nazionale, Samuele Gobbo e via via tutti gli altri. Gara invece quella dedicata al K33, lo ricordiamo sarà anche prova del circuito nazionale di cross che vede sicuramente molti atleti che possono dire la loro, da Andrea Zanega, tra l'altro è un biker anche conosciuto, Fausto Fognini, Tommaso Gatti, Davide, insomma tutti i ragazzi che si stanno mettendo in luce, così come le donne, vale a dire Bianca Morvillo, Marta Mendito, Matilde Bolzan anche conosciutissima da tutti i telespettatori di Scratch, visto e considerando che alterna appunto il triathlon cross al ciclocross d'inverno. Dicevamo gara dura, è stata una gara molto calda per il periodo, l'acqua del lago 21 gradi ha previsto e ha dato la possibilità agli atleti di scegliere se utilizzare la muta oppure no, molti hanno utilizzato la muta in zona cambio, questa zona cambio che ha richiamato un po' l'attenzione anche di tutti i turisti che si trovavano al lago di Lavarone. Lo ricordiamo, l'Alpe Cimbra offre veramente tantissimo a chi vuole fare sport sia in bicicletta e non solo. Via poi con la frazione in mountain bike, 15 km con circa 500 metri di dislivello per quanto riguarda la gara sprint, 25 km e circa 800 metri di dislivello per quanto riguarda la prova K33. Circuito questo molto bello, tra l'altro ricavato dalla Noselari Bike, l'ex Mille Grobe Bike, dalla 50 ai 100 km dei forti, quindi un percorso tecnico con saliscendi dove era importante anche appunto saper guidare. Dicevamo, nelle gare di triathlon cross si stanno portando alla ribalta atleti che vengono dal mountain bike, sono moltissimi tra l'altro anche gli age group che si mettono alla prova in questa disciplina che del triathlon è sicuramente, nonostante appunto la lunghezza non sia
diciamo non sia estrema, è una prova abbastanza difficile. Abbiamo visto appunto come cambiano anche un po' le biciclette dei concorrenti, abbiamo delle bici mega tecnologiche, delle full addirittura, e dall'altra parte invece abbiamo delle bici basiche, addirittura ancora vediamo nelle gare di triathlon delle 26. Qui siamo nella parte centrale del percorso, lo ricordiamo, davanti per quanto riguarda la prova sprint se la stanno giocando in tre, vale a dire Franco Pesavento, Filippo Prandella e Samuele Gobbo. C'è anche Samuele Giglioli, che lo ricordiamo per il suo trascorso anche nel ciclocross. Nella gara donne sprint invece sono circa 2 le atlete che si contendono la vittoria, vale a dire Sara Moretti, l'atleta del TD Rimini, e Daniela Locarno, appunto la ricordiamo, lei che è stata anche azzurra nel suo trascorso da elite nel triathlon. Gara uomini invece, dove Tommaso Gatti ha fatto un gap importante e mantenuto tra l'altro anche nella frazione bike. Dietro Zanenga, Fognini, Galli, Davite sono gli inseguitori, assieme anche a Riccardo Ridolfi, questo ragazzo che si sta approcciando per il primo anno al triathlon fuoristrada. E le donne invece stanno vedendo una gara un po' monopolizzata da Bianca Morvillo, l'atleta dello Stigres, con dietro le giovanissime Marta Menditto, lo ricordiamo, bravissima la Menditto anche ai mondiali canadesi, rientrata praticamente con il fuso orario e già in gara a Lavarone. E dicevamo poi anche Matilde Bolzan, l'atleta che va ad alternare il ciclocross con il triathlon cross, e che ha trovato anche, diciamo, una sua dimensione appunto nelle gare di triathlon. Staffette anche al via di questa K33, di questo sprint uomini, staffette che danno la possibilità, diciamo, a tutti di partecipare, visto che appunto sono 3 i concorrenti per ciascuna squadra. Al comando abbiamo la staffetta con Federico Foglia, Andrea Osele e Stefano Bertoldi. Dietro in seconda posizione Daniele Sartori e Paolo Meneghelli e Cesare Prati, quindi in terza Marco Lodi, Marco Massimo, Maurizio Borciani. Questi appunto le prime 3 staffette di questa edizione del Tri Week di Lavarone. Parte finale già con anche la sottoscritta che si è adoperata a provare il percorso per commentarvelo meglio. Dicevamo parte finale della parte sprint, che andava un po' anche in concomitanza con l'ultima parte anche del circuito K33. E ringraziamo ancora una volta Marco Gober della PT Alpe Cimbra per queste bellissime immagini in action, con cui possiamo anche, tra l'altro, con le quali, anzi scusate, possiamo tra l'altro anche ammirare ed apprezzare la bellezza dell'Alpe Cimbra in questa stagione. Alpe Cimbra che è bellissima tutto l'anno, ma diciamo che sicuramente d'estate dà il meglio di sé. Con Giglioli che nella parte di corsa siamo nell'ultima frazione, quella di corsa in montagna, un percorso molto duro e molto esigente, con tutta la prima parte in salita fino al Monte Rust e poi la discesa in mezzo al bosco. Gara dura anche quella di corsa, con un dislivello superiore ai 250 metri, quindi un vero e proprio trail. Infatti, se possiamo notare, molti atleti indossano le scarpe appunto da trail. Pesavento è al comando per quanto riguarda la prova sprint, dietro di lui insegue Filippo Prandella e Samuele Gobbo, mentre la attendiamo, intanto eccolo qui Prandella con il body della nazionale che ha approfittato di questo weekend a Lavarone per effettuare un raduno. Sentiremo poi l'intervista anche Massimo Galletti, nazionale di triathlon cross, che cerca sempre e fa invito anche agli tesserati della Federazione Ciclistica Italiana per poter appunto andare a scrutare dei talenti che potrebbero essere veramente ottimi anche nella multidisciplina.
La Moretti, eccola qua al comando. Sara Moretti, TD Rimini per quanto riguarda la prova donne. Daniela Locarno insegue a circa 2 minuti, la sottoscritta, vale a dire Ilenia Lazzaro che vi parla ora, in terza posizione. Intanto eccolo qua l'arrivo di Franco Pesavento su Filippo Prandella e Samuele Gobbo, questo l'ordine d'arrivo dello sprint. Moretti su Locarno e Ilenia Lazzaro per quanto riguarda le donne, K33 con Tommaso Gatti, Andrea Zanega in seconda posizione, Fausto Fognini in terza, Filippo Galli in quarta e Luca Patris in quinta. Gara donne invece per il K33 con Bianca Morvillo va a vincere su Marta Menditto, in terza posizione Matilde Bolzan, quindi Irene Fagherazzi e Francesca Ravazzolo. Con i primi 5 uomini e con le prime 5 donne anche del K33 diamo spazio alle interviste di giornata. Allora, il percorso era bellissimo, duro, lungo, fin troppo duro perché a piedi non ne avevo più, ma mi sembra un po' a tutti perché avevo accumulato un bel vantaggio in bici e non mi hanno recuperato granché a piedi, malgrado stessi male. Quindi sono contentissimo, buonissime sensazioni e speriamo di andare avanti così. Una grandissima vittoria di Tommaso Gatti che è in grandissima forma. E poi c'era secondo Stefano Davite e terzo mi sembra Ridolfi, che è una novità ed era presente al raduno come novità di questo gruppo che si sta creando per cercare di potenziare il movimento del cross. Noi siamo una trasmissione molto seguita dai ciclisti. Lo so, seguo anch'io. Bene, cosa possiamo dire? Cioè, abbiamo letto una prossima collaborazione tra Federazione Ciclistica Italiana e Triathlon, siccome ci guardano anche molti biker, qual è magari l'invito a venire a provare anche il Triathlon Cross? Per i biker abbiamo visto che proprio sono i biker che fanno grandi risultati nel Triathlon Cross, per cui proprio questo che sta arrivando è uno dei più forti biker che è portato al cross, del Zanenga Andrea, anche lui presente al coso, al raduno, per cui cari biker venite perché il Triathlon Cross è divertente e soprattutto per voi basta nuotare un attimo bene e poi recuperate tanto e quindi vi divertirete tantissimo sia nel cross che anche nel winter triathlon in inverno. Per cui... E lo sappiamo perché abbiamo la Mastra noi che insomma è un nostro amico e quindi Pippone la Mastra. Un saluto a Pippo la Mastra. Bene, grazie. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione che è molto seguita e molto apprezzata. Grazie. Sono molto soddisfatta del percorso perché finalmente è un percorso da mountain bike, cioè con dei tratti tecnici sia in salita che in discesa. Meno male che ero con la mia Fully perché altrimenti sarebbe stato un po' più impegnativo. Anche la corsa decisamente impegnativa, cioè saliva abbastanza, e la discesa anche quella tecnica. No. Hai fatto il vuoto, quindi è ottima prestazione per te. Comunque l'Italia a livello femminile sta andando molto bene, sì, no? In questa nuova disciplina, perché diciamo che non sono tanti anni insomma che c'è il Triathlon Cross. No, un po' stanno raccogliendo fortunatamente un po' di donne che speriamo, cioè quelle fino adesso fino adesso hanno dato dimostrazione molte donne di essere all'altezza della nazionale. Speriamo che andando avanti anch'io riesca a dare soddisfazione alla nostra nazione. E questa l'avevo promessa. Dottor Leo, allora? Passeggiata e salute. Dai, come sei divertito? Sì. Sì, molto divertito. Adesso vediamo. Archesso e Tuzzato sono dietro. Tombolato partiva dietro. Ricordatevi che il primo avversario in gara è quello vestito come te. Vieni a fare qualche gara di ciclocross, Alessio, perché Argesi vuole sapere questa cosa. Ne sarei... Ci prometti una gara, una? Una gara vengo a farla, dai, promesso. La questione è che ci sono solamente 52 weekend all'anno e la stagione podistica inizia esattamente quando c'è il ciclocross. Comunque Nicola, in una gara mi vedrai, vediamo come sto su. Ciao!
Matilde Bolzan, Matilde, i telespettatori di Scratch ti conoscono d'inverno a fare il ciclocross, nuova veste per te, tra l'altro già all'interno della nazionale azzurra. Com'è questa esperienza nel triathlon cross? Allora, ho già provato a farlo olimpico perché di solito faccio lo sprint, però sto cercando di cimentarmi di più nell'olimpico, visto del futuro, e devo dire che è lunga e ho cercato di dare tutto il possibile. Il nuoto è dove vado un po' peggio e infatti l'ho sentito anche un po' in bici, essendo più lungo del solito. Bene, dai, alla fine sono contenta. Francesca, allora, le tue impressioni su questo percorso? Sempre bello, lo stesso dell'anno scorso, c'è un bel po' di salita per fare selezione, le pietraie aiutano a fare selezione anche in discesa, poi è sempre ben segnalato e comunque è bello. Ben segnalato. Bujou è un nuovo marchio che rappresenta un nuovo modo di fare abbigliamento e di vestire. Tutti i capi e gli accessori sono realizzati interamente a mano e in Italia, dal disegno al capo finito. Capi casual chic, unici cool e comodi fashion. Scegli la qualità, vesti Bujou. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Ben rientrati in studio amici di Scratch, insomma bella copertina, noi siamo stati a Lavarone e abbiamo veramente caldeggiato queste parti del Trentino che sono sublimi perché è veramente qualcosa di incredibile dove, diciamo così, l'ingegno riesce a portare a casa d'estate dei numeri importanti e abbiamo visto anche la Vecchiato che con il suo piglio, col suo modo di vedere ha combinato con le biciclette e le discese che abbiamo visto prima di andare in ferie, cioè vuol dire dare un contributo essenziale a quello che è il prodotto interno lordo. In questi trentini insomma ci hanno visto. Quello che manca un po', parlando anche con Alessia Misaggia quando eravamo al bike park di Downhill, che manca un po' no, nel Veneto, no? Quando ci sono degli impianti di risalita che però non vengono sfruttati d'estate è un peccato perché ad esempio la Lombardia l'ha capito, l'ha capito il Trentino, speriamo che prima o dopo lo capisca anche il Veneto. Ma nel piccolo non lo capiscono nemmeno i piccoli, senti voi col Team Relais avete fatto numeri da paura perché addirittura mi pare superiore alla incredibile voglio dire, ma questo cosa vuol dire? Avete portato un po' di prodotto interno lordo anche nel piccolo. Certo, sicuramente. Però confermo che effettivamente è difficile riuscire ad interagire e a coinvolgere non tanto le aziende ma anche le piccole aziende che proprio da una maggiore visibilità
in queste manifestazioni possono sicuramente trarre vantaggio. È sempre un problema, insomma, riuscire a fare quadrare. E poi dopo è sempre un problema mettere d'accordo tutti, Sì, perché ci sono quelli che poi sporchi il prato. Io pure che le biciclette sono diventate, non hanno più delle ruote, sono dei cutter, no? Noi abbiamo avuto qualche difficoltà a Bassano per fare il ciclocross e siamo contenti di andare ad Asiago perché è un posto meraviglioso, e pare che le biciclette oramai rovinano tutto. Diciamo, questa è un'ottima considerazione, perché è anche uno dei motivi per cui stiamo cercando di scegliere per portare alle nostre manifestazioni i bike park. Abbiamo la fortuna che nella nostra zona ne sono stati aperti un paio e quindi cercheremo di sfruttarli, d'accordo, in collaborazione con loro e con il loro nulla osta. Sì, ma non è che si rovina... No, appunto per quello, non c'è problema di rovinare, anzi, sono ben contenti. Perché si ara anche, voglio dire. Insomma, se la gente va forte... È vero, vabbè, comunque fanno parte di quelle alchimie che ancora io non riesco a comprendere. Bene, Servizi di Christian Bon ha fatto una bella gara, il Capodarco, qua una bella intervista con Chiappucci. Ecco, questo Chiappucci che ogni tanto tra il Giro del Friuli ogni tanto salta fuori. Si salta fuori, si fa vedere. Beh, è un bel personaggio, ancora adesso alla Vuelta si ricordano come al Giro questo fantastico corridore che, ahimè, correva in maniera diversa. Una volta si correva in maniera diversa, c'era il corridore che ti faceva sognare perché la squadra non era così abbottonata. Oggi credo che le squadre siano troppo chiuse su se stesse. Sono troppe calcoli molto spesso. Però non viene non lascia fuori. più il patto. Poi vabbè, Chiappucci era uno che faceva, come correva su strada, correva ad esempio anche il ciclocross. Certo, anche in pista, lui partiva e sì, andava. Diciamo che sono un po' cambiati i tempi, ecco, quello sì. Però... Ma se il ciclismo su strada, ma specie, guarda, io non parlo tanto Tour, Vuelta, Giro, vabbè, ma anche a livello di Continental Professional, dove ci sono dei gravi problemi secondo il mio punto di vista, perché comunque è chiaro che si paga dazio, corrono in tanti, ma corrono e vincono gli stessi. Cioè, quindi là bisognerebbe cercare di capire qualcosa che io non posso comprendere, non posso dare nessun suggerimento, ma sento che la cosa non va. Ma anche nelle squadre professional, Pro Tour o anche Under, anche là si fa il gioco di squadra come quasi professionisti. Cioè, credo che questi, diciamo, eccessi. Io non voglio essere molto pessimista, però sto notando veramente dei problemi proprio di come si stanno svolgendo le gare dei dilettanti, e ho paura che tutta questa implosione prima o dopo è un meccanismo che scoppia e ci chiederemo dove saranno finiti i dilettanti. Ma anche la creatività stessa di un ma è corridore. proprio un problema di questo tempo, secondo me. Io non so se qualcuno di voi ha visto il Team Sky, che adesso fanno questi mega camion dove addirittura dormono dentro, cioè non si va più nell'albergo, quindi si è ancora più chiusi. Sì, cioè, voglio dire, ognuno fa come vuole, per la carità, però la mia domanda è questa: ma quando si va in trasferta, come avete fatto voi, in questo caso vi sarete trovati con altre persone, è anche una condivisione, non è una chiusura, penso che sia qualcosa, voi come l'avete vista? Secondo me è positiva. Secondo te è positiva? Vabbè, insomma. Secondo te? Anch'io, Tutti da soli. Si è perso il gusto di correre, si è perso il cuore. Ecco, sì, però voglio dire, ma tutti sistemati in un unico cassone. No, secondo me l'essenza del ciclismo è anche che i corridori possano essere in mezzo alla gente. Sì, quindi la gente fuori dagli alberghi o lungo le strade, proprio per poter vedere il campione, per poterci, vabbè, ormai si fa presto anche farci i selfie. È un po' tutto chiuso così. Secondo me no, si perde proprio una delle cose. Perché una volta si andava negli alberghi per vedere... la mountain bike sta andando di più del ciclismo su strada, perché ad esempio Val di Sole, pubblico pagante, ma hai Nino Schurter che è lì, puoi andare lì, magari ti offre anche il caffè. Questa è la differenza. E quante volte l'abbiamo detto, ti ricordi quando sono andata anche al Tour qualche anno fa, che se già un addetto ai lavori, ad esempio al Tour, ha problemi per andare a intervistare i corridori, non oso immaginare una persona normale, non vede niente. Cioè, finché mettiamo le transenne qua, che i bambini piccoli non vedono, e allora facciamo il ciclismo per chi? È vero. Per le telecamere, per guardare da casa? Quasi quasi che la verità fosse la televisione, mentre la menzogna più grande è la televisione, la realtà è andarla a vedere, un conto è Tra l'altro io lo continuo a dire sempre a tutti, che è come ai mondiali di ciclocross. Uno non va ai mondiali di ciclocross o al mondiale per andare a guardare la gara, uno va
per quello che c'è. Il contorno. Per il contorno, perché la gara la vedi bene in televisione stando seduto. È vero, purtroppo. Così è il discorso, ma è vero, eh. Una volta in Giro d'Italia trovavi ancora modo di andare a parlare con i corridori, io parlo c'era l'entourage che era bello di andare a vedere. Sì. Adesso il corridore passa e pare che ci sia una folla di gente che li trattano come fossero dei divi del cinema, coperti tutti nei loro paddock, e perché questa è l'esigenza televisiva, questa è l'esigenza commerciale, perde l'anima, e io temo per il ciclismo se non cambia. Ma infatti il problema che dicevi delle squadre under, ad esempio, certo, che stanno un po' scimmiottando queste cose, mi preoccupa. E quindi un po', cioè, questa cosa sta un po' esplodendo. Riappropriamoci dell'umanità e andiamo a Capodarco con quel fenomeno di Claudio Chiappucci. Io lo ricordo sempre con grande piacere e tenerezza, perché era uno che partecipava non soltanto al ciclocross, ma si spendeva molto anche per la pista, e dovunque andava dava spettacolo, perché lui era fatto così, lui è fatto così, e quindi ci ha regalato delle pagine importantissime. Non avrei vinto le grandi diciamo così corse a tappe, ma ci ha fatto sognare altro che la maglia rosa. Andiamo avanti con questo bel servizio di Christian Baum. È grande ciclismo a Capodarco in attesa del 46esimo Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco Memorial Fabio Casartelli, la corsa internazionale riservata agli Under 23. Al mattino infatti sono di scena i Master con il 15° Gran Premio Capodarco Amatori Gara della Solidarietà, gara ciclistica per amatori aperta a tutti gli enti della consulta, con l'organizzazione della GC Comunità di Capodarco e dell'ASB Bici Gustando. Un po' l'apertura della giornata, che oggi è una giornata intensa. Qua oggi è fuoco e fiamme, dalla mattina alla sera, però è il bello del ciclismo, no? Qua Capodarco con Gazzoli e con Spinozzi, insomma, raccolgono veramente tante soddisfazioni, tanta gente. Questo è il bello del ciclismo. Gaetano, ci siamo, sta per iniziare una lunga giornata, una giornata che sarà una grandissima festa, come ogni anno. Ma spero che sarà una bellissima giornata, vedo che gli amatori hanno aderito tutti a venire a partire dal Gran Premio da Capodarco per amatori, anche se hanno fatto i sacrifici a partire questa mattina da casa alle 3 alle 4 della mattina, da lontano stanno venendo qui la partenza. Che te devo dire? Oggi il Padre Eterno ci ha dato una bella giornata, penso che la folla non mancherà sulla sedia di Capodarco ad applaudire questi Under 23, questi giovani ragazzi che ha scelto lo sport del sacrificio, sarebbe lo sport di ciclismo. Viva il ciclismo e grazie a tutti. Partenza unica di fronte al monumento di Fabio Casartelli, dove viene fatto un minuto di raccoglimento in memoria del grande campione scomparso. Due partenze, sono in scena gli Junior 1, i Senior 1, Veterani 1 e Gentleman 1 per un totale di 7 giri da 9,2 km da affrontare. Seconda partenza per tutte le seconde serie, Super Gentleman e Donne, che dovranno affrontare 5 giri del classico circuito da 9,2 km. Per tutti la possibilità di affrontare una corsa col servizio tecnico di scorta radiocorsa di altissimo livello sulle strade, dove il pomeriggio si disputerà la corsa dove vincono tutti i grandi campioni. Percorso veloce e impegnativo, affrontato a velocità elevatissima sull'asfalto, dove sono scritti i nomi dei grandi campioni. Per quanto riguarda la gara 2 di 5 giri, a regolare la volata è Marco Marzialetti dell'Extreme Bike, di fronte a Rossano Achilli, Luca Carloni e Alessandro Crinò. Tra
Tra le donne, bella affermazione della solita Barbara Lancioni dell'MGK Vis LGL Somec, che trionfa davanti a Maria Cristina Prati e a Laura Vagheggi. Per quanto riguarda la prova più attesa, quella di 7 giri, è il gruppo dei migliori che affronta compatto la salita finale. Ed è una lunghissima volata in mezzo al pubblico delle grandi occasioni che vede trionfare Alfonso Del Rico del Team Levante davanti a Manuel Fedele, Team Go Fast, Federico Collone del Roccasecca Bike, Bruno Sanetti dei Vigili del Fuoco di Viterbo, Adriano Luciano del CPS Cavaliere. Ricchissime le premiazioni finali con le splendide miss del Gran Premio Capodarco ed è grande soddisfazione per l'ASD Bici Gustando, per il GC Comunità di Capodarco e per il Comitato di Fermo e Ascoli Piceno dell'Axi Ciclismo per una grande giornata di sport che si chiuderà il pomeriggio con la leggendaria Gran Premio Capodarco Under 23. È il mondiale d'agosto, è la corsa per la solidarietà, è la gara che attira atleti da ogni parte del mondo. È il 46esimo Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco, gara ciclistica internazionale riservata alla categoria Under 23. Filippo, siamo nelle tue Marche, oggi bisogna dare tutto. Oggi è una gara per me molto prestigiosa, soprattutto perché è Capodarco, poi corro in casa e devo dare ancora qualcosa in più di tutto e ci proverò. Che tipo di corsa pensi che verrà fuori oggi? Sicuramente come tutti gli anni verrà fuori una corsa molto impegnativa sia per il caldo che per il percorso e dobbiamo farci trovare pronti e vediamo di far bene. Sono 180 i chilometri di corsa da affrontare per la gara organizzata dal GC Capodarco, coordinato da Gaetano e Simone Gazzoli ed Adriano Spinozzi, con il fondamentale apporto della Comunità di Capodarco, guidata da Don Vinicio Albanesi. Prima del via, un minuto di silenzio in ricordo di Fabio Casartelli e dell'Aquila di Filottrano Michele Scarponi. Dopo il via ufficiale dalla cantina Santa Liberata, 2 i percorsi da affrontare. Il primo, totalmente pianeggiante, che attraversa Porto San Giorgio, da affrontare per 5 volte. Dopodiché si entra nel classico circuito di Capodarco per ben 7 passaggi, con 2 passaggi sul celebre muro di Capodarco. La gara vanta il patrocinio dell'Unione Ciclistica Internazionale, della Federazione Ciclistica Italiana e del CONI, con il patrocinio anche della Camera di Commercio di Fermo, delle Regione Marche, assessorato allo sport, della Provincia di Fermo, assessorato allo sport, della Città di Fermo, assessorato allo sport. Gara durissima con un'andatura particolarmente elevata che fa selezione grazie anche al grande caldo. Nel corso del penultimo giro, Mark Padun del Team Kolpak e Yuri Natarov dell'Astana City, in fuga con altri atleti, si portano veementemente al comando. Nel corso dell'ultimo giro, quando all'epilogo mancano circa 2000 metri, Mark Padum attacca e se ne va da solo, affrontando per l'ultima volta il muro della frazione fermana. Il corridore ucraino porta avanti la sua azione e alla fine taglia il traguardo con pochi secondi di vantaggio su Natarov. Terzo è Gali Makhmetov dell'Astana City. Quarto e primo degli italiani è Filippo Zaccanti del Team Kolpak. Marco, una vittoria straordinaria. Grazie, sì, era difficile oggi. Solo adesso mi è arrivato in mente che cosa ho fatto. È venuta fuori una corsa durissima. Sì, è venuta durissima, però grazie a Dio, grazie a squadra che è arrivata vittoria, perché
proprio squadra eravamo grandi oggi. Qui hanno vinto tutti i più grandi campioni, che effetto fa vincere questa corsa? Sì, è sempre piacere vincere, però vincere Capodarco è una cosa per corridori che corrono in Italia, uno sono e sono molto contento che mi è arrivata questa vittoria. Hai una dedica speciale per questa vittoria speciale? Sì, secondo tutti i miei editori voglio dedicare prima a mio Dio, alla mia squadra e ai miei genitori. Successo pieno dunque per il 46esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, corsa per la solidarietà, valida come Memorial Fabio Casartelli. Grandi eventi sportivi. Nuovi percorsi mountain bike. Salite da mito. Bike park. Sali in quota. alpecimbrabike.it. Ben rientrati, siamo quasi in chiusura, ma io e Ilenia ricordiamo, Ilenia chiaramente è un po' più giovane, non tanto più giovane di me. Cioè circa 30 anni ne ha presi. Circa 30 anni più tu giovane. 30 anni? No, più giovane di te, ma circa 30 anni, al massimo 15, dai. Eh sì, dove? Vabbè, comunque, Okay. diciamo che pure tu, insomma, mi vieni dietro. Insomma. Vabbè, un po' di meno. Ma ti ricordi questa? Io la ricordo, Deborah Soligo, con ste orecchiette, ma sono passati tanti anni. Sì. Lei, vabbè, è giovanissima, ma io me la ricordo quando era giovanissima, proprio G1. Quando era esordiente anche, sì, certo. Sì, sì. Che impressione ti aveva fatto quando la vedevi correre? E la commentavamo già, Sì, beh, è cresciuta con gli anni, però in effetti il casco con le orecchie l'ho visto anche ultimamente. Una mamma a 23 anni, mi pare. Giovane, sì. Che
Che domanda gli vuoi fare? Perché tu sei diventata mamma, ma ne avevi 10 di più. Sì, ne avevo un po' di più io. 10 di più. Deborah, sei tanto giovane, vai veramente già mamma. Sì. Con un marito meraviglioso che sta guardando la bambina. Che mi segue sempre, che mi aiuta, che è dai. bravissimo, sì. Ecco, perché le coppie oggi mi pare che siano delle coppie, quelli moderni, che si parlano al cellulare, si mandano WhatsApp, non si... No, lui è bravissimo. D'estate corre più lui, d'inverno invece lui terrà Alison e io faccio il cross. Ma siccome siete una coppia di giovanissimi, io sono curioso se voi siete tanto social oppure siete un po' come una coppia all'antica. Lui social proprio zero, solo WhatsApp. Mi fa piacere, mi fa molto. E io a gennaio mi sono rifatta un po' i social, Facebook, Instagram. Ma così per passatempo? Sì, così anche per gli a 23 anni devi preparare da mangiare, sei proprio una femminetta, insomma. Lavare, stirare, preparare da mangiare, pulire casa, lavorare. Lavorare? Sì. Perché lavori anche? Certo. È un miracolo. È un miracolo. No, io dico un miracolo. Ma perché? Ma oggi non è più così. Nella maggior parte dei casi sono Rai Party, discoteche, cagare, non si può io dico sempre Ho deciso una cosa. che dal pizzo non dico più ma parolacce. diciamo che chi fa sport ha una marcia in più. Anche Deborah, nelle mamme, sì. non è facile, lei lo sa perché abbiamo parlato, non è facile ritornare a correre dopo un parto. Certo, però è questo. Però chi ci riesce ma dei ragazzi va avanti. giovani che sono così, insomma, Sì. io so che sei un bancario. Bancario. Una volta si dava il fido anche alle persone che vedevi che erano positive, cioè nel senso serie. Una volta c'era più umanità, anche voi siete diventati come sboroni. Adesso si fa, diciamo nel parallelo col ciclismo, si fa solo per indici e... Che tristezza. E numeri. No, davvero è triste. No, funziona così effettivamente. Però una volta si andava bene uguale, anzi forse si andava bene... Ma poi diciamo che anche dipende anche se vogliamo stare nel settore bancario, dal tipo di banca, ci sono banche e banche. Beh, non diciamo la tua perché sennò non è finita. Beh, comunque è vero, anche il rapporto creditizio nei confronti della società, possiamo dire della plebaglia come me, insomma era meno difficoltoso una volta, oggi insomma c'è qualche difficoltà in più. Intanto ringrazio te, dolce mammina, perché potresti essere, non mia figlia, mia nipote quasi, ma ti vedo sempre volentieri e ti vedrò volentieri ad Asiago, ci sarai? Certo. E sei contenta che organizziamo noi? Madonna. Sai quanti premi? Tantissimi. Tantissimi. Grazie anche ad Alessandro Alberton, Daniele Zonta, grazie anche a te Marco Serventi, presidente del team Macro. Ilenia, settimana prossima mandiamo il triathlon olimpico sempre da Lavarone, abbiamo la Mara Mosole che viene a presentare la Lova Bike. Lova Bike, anche quello sarà un momento, 3 giorni a tutta, ragazzi, anche là. Io continuo a dire, lo sport del ciclismo non deve essere assolutamente quello che condivide soltanto se stesso, debba essere molto allargato, e quindi vi aspetto tutti al Lago Le Bandie, ma ve lo dirà Mara Mosole, perché credo che saranno dal venerdì alla domenica una bella occasione per stare tutti insieme. Assolutamente, si parte cioè il fulcro è la gara dei giovanissimi, ma poi c'è tutto il resto. Un mondo, che lo sveleremo settimana prossima. Grazie ai miei ospiti, grazie a te Ilenia. Grazie a voi. E a settimana prossima. A settimana prossima. Less conversation, a little more action, please.
walking. Grab your coat and let's start walking.